I duelli, abbiamo vinto più duelli di loro. Se l'hanno messa sui duelli, in questo caso questo è un dato su cui dobbiamo fare i complimenti. Amici bellini, dopo insomma la reazione a caldo, arriva il momento dell'analisi. Uno si deve sedere, deve dire ma fammi capire cosa non è andato, e prendendo anche spunto dalle parole di Garcia, dagli screenshot, poi faremo le pagelle, ne parliamo un po' più a freddo. Dai, cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto ad Antonio Orlando e tutti quelli che hanno intenzione di iscriversi al canale, questo è un canale dove vedrete un po' di tutto, perché ovviamente la reaction è la verità. È il momento della verità dove tu vedi una partita e c'hai le tue sensazioni che possono essere positive, esaltanti oppure anche deprimenti, e poi si lascia il like perché successivamente alla reaction, che è la verità, c'è la live dove si analizza un po' più con calma, io prendo anche i vostri spunti, e poi c'è l'analisi del giorno dopo che di solito vi arriva la mattina, ma in questo momento non potevo farlo ieri sera e anche volontariamente ho voluto dormirci un po' su, in modo tale che mi distacco dal momento, perché non vedo il Napoli che attacca. 0,25 di XG è clamoroso e quindi analizzo i numeri con più freddezza. Andiamo a vedere un pochino di screenshot, non ce ne sono molti, anche perché il Napoli non ha fatto tante azioni ha fatto 0 azioni da gol, 0 tiri praticamente, se non quello di Raspadori e quello di Elmas che finisce alto. Però possiamo analizzare un paio di cose sul Napoli a livello difensivo. Questa è una di quelle azioni dove abbiamo rischiato, il gol è annullato per fuorigioco, la linea c'è, ecco, la linea c'è ed è anche ben piazzata, però la palla andrà a scavalcare così, andrà a scavalcare Mario Rui, Nathan andrà ad accorciare, ma con un movimento veloce riuscirà a mettere in mezzo il pallone, andrà poi a chiudere l'azione. Vedete, c'è Gosens che creerà un imbarazzo a Di Lorenzo, adesso lo vediamo nel secondo screenshot, ma qui dovete vedere che c'è Politano un po' troppo lontano, perché questo quinto se lo deve prendere Politano. Però se andiamo poi a sentire le parole di Garcia capiamo una cosa diversa. Ecco, al momento vedete del passaggio che poi finirà praticamente sotto le gambe del portiere e quindi ci sarà un tap-in facile. Di Lorenzo ha praticamente due uomini qui, perché la palla poteva andare sul secondo palo e sarebbe arrivato Gosens, oppure l'altro uomo che in effetti poi segnerà, i nomi, perdonatemi, ma pure i nomi tedeschi non li posso sapere. E qui per me mi manca Politano a chiudere. Però abbiamo saputo da un Garcia che, ragazzi, se prende un pochino anche più di fiducia nell'ambiente lui, se prende più voglia anche di parlare di calcio, se andate a sentire la conferenza post partita di ieri, ci ha messo tanta roba di campo e ci ha fatto capire che aveva studiato la squadra avversaria molto approfonditamente, e quindi sappiamo che in questo caso il Napoli ha pressato i 3 centrali loro con i 3 attaccanti nostri, cosa un po' diversa. Se voi sapete, quando il Napoli con il 4-3-3 va a difendersi, di solito alza Zielinski vicino alla prima punta che è Osimhen e fanno il primo pressing a 2. In questo caso si è fatto il primo pressing a 3, un po' secondo me anche per le caratteristiche di Raspadori, che non ha quella forza di Osimhen di andare ovunque, e un po' per chiudere proprio i 3 che vengono anche perché il loro centrale poi di centrocampo è un centrale di rottura fondamentalmente, non di grande costruzione, e quindi loro si basavano su questi lanci a scavalcare e poi l'aggressione delle varie mezze ali, ed è così che potevano mettere la partita. Ed ecco perché il Napoli, un po' anche causa complice stanchezza, io vi dico questa frase proprio in napoletano: si è misurato la palla. Il Napoli si è misurato la palla, i giocatori in campo si sono misurati la palla, un po' gliel'ha detto Garcia, e questo piace o non piace, perché noi vorremmo vedere sempre il Napoli tutto in attacco.
che domina e che non subisce niente. Però se il momento non è brillante, come dice Garcia, non lo puoi fare. E allora poi ti troveresti situazioni come prendi delle imbarcate come con la Lazio, la difesa altissima, prendi l'imbarcata e poi ti lamenti. Vedi il lavoro di Italiano, grande Italiano, poi Italiano perde con l'Empoli, Italiano la fase difensiva non la sa fare. Non ti misuri la palla. In questo caso il Napoli si è misurato la palla. Quindi per questo non abbiamo visto una reaggressione pazzesca, anche se la squadra era abbastanza corta, poi lo vedremo nelle posizioni medie. Insomma, in questo caso, per fortuna, viene annullato il gol. Quello che è venuto a mancare ieri, e mi sono fermato su questa perché questa è stata proprio l'azione che ce lo dimostra. Se tu attacchi i 3 difensori con i 3 attaccanti, il lavoro di aiuto ai terzini lo devono fare le mezze ali. Quindi Zielinski da una parte e Cajuste dall'altra, che devono dare una mano a Di Lorenzo e a Mario Rui, con Lobotka che ovviamente deve coprire tutto il campo. Lì ti è venuto meno un pochino la prestazione individuale, soprattutto di Cajuste, e lo vedremo. Questa non è l'azione del gol, ma è uno dei momenti in cui Kvisha ma se lo raddoppiano come va? E se lo raddoppiano, quando Kvisha sta bene, se ne va in mezzo ai due con uno scattino così. In questo caso poi il suo tiro verrà respinto, però era una delle occasioni pericolose che aveva creato. Quello più in forma, quello più, nonostante insomma il campo veramente pesante, poi ce l'ha detto anche Rachmani, un campo dove si affondava, quindi era difficile giocare con la palla a terra, era difficile giocare a pallone. Kvisha ha dimostrato di esserci, di provarci, di creare lui quello che non riusciva a creare la squadra con la rete dei passati, e anche in questo caso fondamentale. Questo è il momento fondamentale che porta poi al gol di Raspadori. Prima di questo intervento di Mario Rui sottolineiamo, e lo sottolinea anche Garcia, mi è piaciuta proprio assai la conferenza di Garcia finale, perché invece di fare errori, anche quella frase che dice sul Real Madrid in live me l'avete detta Maluccio in realtà, perché lui dice anche loro hanno probabilmente sofferto, però noi siamo stati poi criticati col Braga e loro non vengono criticati. È stato un paragone evitabile, però si capisce da come lo dice rispetto a come me l'avevate raccontato. Ci dice anche: mi è piaciuto Rachmani, guardate come sta alto, sta oltre il centrocampo, recupero palla alto di Rachmani, la palla poi finirebbe all'Union Berlino, ma interviene con grande aggressività Mario Rui, che vedete che sta al centro del campo, piroetta, recupera palla, e la palla poi finirà a Kvara, che proverà un primo cross, gli verrà ribattuta addosso e poi Kvara farà l'azione decisiva. In questo caso, bravo Mario Rui a recuperare il pallone con grande efficacia e con grande aggressività. Però poi, se andate a vedere poi l'azione, che io non vi posso far vedere, se andate a rivedere tutta l'azione del gol, vedete che Mario Rui si ferma. È lì che io non ho capito, e anche in reaction vi ho detto: ma che state facendo? Ma se non lo accompagni poi Kvara, è normale che lui deve provare sempre il dribbling, lo raddoppiano e lo triplicano. Perché non state accompagnando tutti insieme? È lì che non vedo il mio Napoli. È lì secondo me il misurarsi la palla. Lì secondo me il capire che non è la partita brillante, che non è la partita per te dove ti scopri completamente e poi raccogli i frutti. Probabilmente lui recupera palla e si ferma. E lì è un atteggiamento che non mi piace tantissimo, che però dobbiamo secondo me valutare anche sotto questo punto di vista. Un po' più di maturità chiesta dall'allenatore o in automatico fatta dai giocatori nel capire questa non è la partita di attaccare all'arma bianca, dobbiamo essere un pochino più calmi, perché non va a finire che poi prendiamo l'imbarcato. Questi sono disperati, si buttano tutti avanti e facevi la frittata. E infatti poi quando la palla torna a Kvara, vedete la posizione un pochino, il body language un po' statico di Mario Rui, non varrà ad accompagnare, non se la farà la mezzaluna a dare una soluzione a Kvara, ma resterà lì guardandosi un po' la preventiva, guardandosi un po' l'azione come si sviluppa. Se te la respingono, io sono ancora lì a dare una mano nel recupero alto, piaccia o non piaccia, secondo me questa è stata la decisione. E poi io qua sottolineo anche il momento della gara, che al 74esimo con il Napoli in vantaggio, comunque il Napoli aveva una difesa alta, non proprio strutturata benissimo in linea. Qua c'è un pochino uno zig zag, ma qua era partenza dal basso dell'Union Berlino con Simeone in pressing che ribatte un primo lancio, poi c'è un contrasto qui e la palla poi viene sparacchiata in avanti
ed ecco che il più veloce a scappare all'indietro è Nathan, però va sottolineata che insomma la difesa era abbastanza alta in questa fase. Poi è chiaro che nello sviluppo di alcune azioni un po' più tambureggianti ti devi abbassare un pochino, poi nel finale entrerà anche Østigård, ma ce lo dice chiaramente Garcia, io devo essere, non mi piace dover mettere anche Østigård lì a centrocampo che poi si abbassa insieme ai difensori, però io devo essere anche concreto e non posso rischiare che una pallata deviata, una cosa così, poi ti fa perdere 3 punti per un'azione casuale. E sotto questo punto di vista, ragazzi, lo so che non piace, però quando non ce l'ha è il quando importante, è il momento. Secondo me, se noi abbiamo un po' di pazienza e arriviamo ad un momento dove siamo un pochino meno pesanti, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, che questo è un momento insomma che viene da quello che abbiamo visto De Laurentiis, Conte eccetera eccetera, in questo momento è tutto un po' più, il pallone è più pesante. Se superiamo questo momento e non ci ingrippiamo su Garcia out, cacciamolo al più presto, secondo me se il Napoli se ne esce dal quando un po' più pesante possiamo rivedere anche un Napoli un pochino più brillante, senza fare il paragone con l'anno scorso che era un unicum e che non serve a niente e che dà fastidio ai calciatori. Vediamo un Napoli nuovo, un Napoli che magari ha imparato a non prendere gol scemi e con la qualità che abbiamo davanti lo possiamo anche fare. Quello che è mancato ieri è stato l'aiuto di Raspadori a venire intorno, lo vedremo con i tocchi, vediamoli i tocchi. Vedete l'attack momentum sopra di me? Un po' equilibrio totale, nel senso un po' attaccano loro, un pochino più di forcing così, poi teniamo un pochino di più il pallone, poi loro fanno qualcosina, poi teniamo di più il pallone, poi loro fanno qualcosina, poi teniamo di più il pallone. Così se è sviluppata la gara. Alla fine il Napoli avrà un possesso palla che possiamo chiamare sterile, perché è un possesso palla che non ti ha portato a creare azioni da gol, tant'è vero che chiudiamo con 0,25 di XG, loro 0,45 per quello che hanno creato, e questo 0,25 è tutto nel gol di Raspadori e in quel tentativo di Elmas dalla distanza, quindi veramente pochissimo fa il Napoli, arriva a fare 59% di possesso palla, tiri totali ci provano di più loro, noi un tiro in porta, quindi Napoli cinico, si può dire, si deve dire, quando le altre squadre sempre Napoli cinico, noi invece dobbiamo avere il bel gioco, siamo troppo abituati, non siamo risultatisti, non riusciamo a dirci tra di noi va benissimo, non ha importanza di niente, abbiamo vinto, godete, soffriteci. No, noi facciamo l'analisi, dice ma si poteva fare qualcosa di più, è proprio questo è nel nostro DNA proprio del tifoso. Ecco perché allo stadio San Paolo, anzi allo stadio Maradona, c'è il mormorio, perché tra di noi, anche allo stadio, parliamo di calcio, potevi fare così invece di esultare, godere e incitare la squadra. Dobbiamo sottolinearlo, il grande pubblico dell'Union Berlino, onestamente, che alla 9ª sconfitta consecutiva comunque stanno là tutti a saltare, ad incitare, e sono cose rare. 2 salvataggi per Meret, uno un pochino più difficile, l'altro molto semplice, e arriva il Napoli in effetti a fare 608 passaggi, non accuratissimi, perché 86%, se non arriviamo al 90% non è la migliore partita del Napoli, non è la migliore partita di Lobotka, di Lorenzo, di Cajuste, di Rachmani, non è la migliore, di Politano soprattutto, e con un 50 tiri di passaggi lunghi, di palle lunghe, non solo 32 poi riuscite. Nelle palle lunghe ricordiamo che ci sono i rinvii del portiere, ci sono i cambi di gioco che Lobotka ha provato molto, non siamo stati molto precisi, i cross 0%, ovviamente ce lo dice anche Garcia, era inutile fare cross con Raspadori al centro contro 3 centrali grandi, e abbiamo perso il possesso 130 volte. Questo secondo me è il dato un pochino più preoccupante che ci fa dire ma che sta succedendo, ma questo non è il mio Napoli onestamente. I duelli, abbiamo vinto più duelli di loro, se l'hanno messa sui duelli, in questo caso questo è un dato su cui dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi, perché non è il nostro gioco, ma sui duelli abbiamo vinto più duelli di loro e abbiamo pareggiato i duelli aerei con una squadra comunque con Raspadori e Mario Rui in campo. Non è male secondo me, anche con i tackle, gli intercetti e i palloni liberati. Loro poi finiscono col fare 21 falli se non sbaglio, esatto, 21 falli contro i 10 del Napoli. Quello che vogliamo sottolineare, a parte le posizioni medie che sono interessanti, vedete un Napoli fondamentalmente anche abbastanza corto. Raspadori
pochi palloni toccati, vedete come gira un po' per il campo ma non tocca abbastanza palloni, e lo vedremo anche con i tocchi. Il lavoro di Politano è chiaro, è stato un pochino bloccato lì, molto meglio Kvisha, molto più propositivo Kvisha, con Mario Rui che gli dà una grossa mano. Lo vedete come funziona meglio la catena perché crei quella densità lì. Nathan e Rachmani si dividono bene il campo e il compito. Lobotka ovviamente a tutto campo, quello che è venuto meno è un Cajuste che vedete che nei suoi 45 minuti un pochino si è un po' perso e non ha garantito quel lavoro che invece aveva fatto molto bene con il Verona. Zielinski ha cercato di dare una mano e di creare quei triangoli lì con Kvara e Mario Rui. Di Lorenzo anche lui un po' impreciso, sempre continua a dire che lo vedo un po' stanco, ma come lavoro di tocchi poi alla fine va in crescendo. E nel secondo tempo vediamo l'ingresso di Elmas che parte al posto di Cajuste, ma poi si invertirà con Zielinski perché Elmas finirà in questa zona, quindi le posizioni medie di Elmas sono un pochino inficiate da questa posizione. Simeone che entra più per dare una mano che per attaccare, Olivera qui, e lo stesso Ostigard che poi viene messo come centrocampista ma poi finirà per fare la sua diga sulle pallate. Pochissimi palloni toccati ovviamente per Lindstrom e va bene così. Le statistiche ci dicono che il migliore del Napoli è ovviamente Kvara, vedete sul Sofa Rating Score abbiamo in ordine Kvara, Nathan, Meret, Rachmani, Raspadori. Nonostante Raspadori abbia toccato pochi palloni, quelli che ha toccati 13 su 13, 100% di percentuale di passaggi riusciti. Avrebbe potuto fare di più. È sui tocchi che io chiedevo a Raspadori di più di venire dentro al campo, e lo dice pure Garcia. Questa è la cosa bella che mi è piaciuta alla fine. Garcia dice a Rachmani: non avete giocato bene, e questo è importante perché non puoi poi dire ai ragazzi: benissimo, se continuiamo così le vinciamo tutte. No, gli hai detto, ed è giusto, che non hanno giocato bene. Poi gli fai i complimenti anche per quello che si è fatto di buono, perché non era facile, non è mai facile vincere in Champions, e quando non può essere brillante almeno porti il risultato a casa facendo anche una partita sporca bene, onestamente. E se andiamo a vedere i tocchi, esatto, Mario Rui, guardate, pure non finendo la partita, guardate quanti tocchi fa Mario Rui, e pure non essendo propositivo ad aiutare sempre, guardate quanto è importante il lavoro che fa Mario Rui. 93% di accuratezza, e quindi capiamoci quando si parla di Mario Rui e di Olivera. Sempre bene Rachmani, Di Lorenzo e Nathan con i tocchi, con il loro coinvolgimento nell'azione. Lobotka ha perso un pochino di precisione. Di Lorenzo ha perso un pochino di precisione. Nathan più preciso di Rachmani. E sono importanti queste percentuali. Si capisce poi su dove si deve lavorare. Preciso Kvara, abbastanza preciso Kvara. Andiamo a vedere i tocchi. Vedete, non benissimo Cajuste, non benissimo Meret, vabbè, sui lanci lunghi quello è, non benissimo Politano. E per quanto riguarda i tocchi, 22 per Raspadori. Io mi ero preso per fare un controllo la partita con il Verona, dove mi era piaciuto molto Raspadori. Vediamo Raspadori con 32 tocchi, quindi ben 10 tocchi in più per Raspadori, che era venuto molto molto dentro al campo, però essendo anche meno preciso. Quindi guardate un pochino l'assurdo di quando tu ti fidi della sensazione della partita. Cioè Raspadori ha fatto più volume di gioco ma con molta meno precisione, e ci è piaciuto di più con il Verona, mentre è stato molto preciso facendo pochissimo contro l'Union Berlino, e poi è stato anche decisivo. Questo è l'importanza poi alla fine di far parlare i numeri invece di far parlare solamente le nostre sensazioni. È così che si analizza il calcio, ed è così che si può poi andare a lavorare sui dettagli. Di conseguenza, volendo dare dei voti che insomma possano rispecchiare un pochino la fusione ideale tra quella che è stata la nostra reazione a caldo durante la partita e l'analisi dei numeri, 6 a Meret perché la paratina la fa e poi viene poco perché loro non vedevano proprio la porta. Il colpo di testa finale è stato molto pericoloso. 6 a Meret, 6 a Di Lorenzo. C'è un 6 per tutti i difensori per motivi diversi.
Di Lorenzo un po' impreciso, ancora un po' stanco, però coinvolto nei tentativi di giocare la palla e di fare il possesso palla propositivo. Arriva secondo me al 6, nonostante un po' di sbavature. Rachmani arriva al 6 per esperienza, e poi quel pallone che recupera alto. Ha lavorato veramente di grande esperienza, ha capito che partita c'era da fare, sporca, e anche quando c'era da mettersi di fisico. 6. Nathan, che rappresenta quello un po' più giovane, quello un po' più da sgrezzare, quello che scivola. Insomma, Nathan somiglia parecchio, più che a Kim somiglia parecchio a Koulibaly, il primo Koulibaly. Quindi se riusciamo veramente a lavorarci tatticamente, perché il ragazzo come testa secondo me ci sta tutto, anche quell'urlo che fa prima ancora di prendere il pallone in scivolata è un urlo che ti dimostra: guarda, ci sto, guarda come sto sul pezzo, e mi diverto nel difendere. Il divertimento nel difendere è importantissimo per un difensore, quindi per me anche lui arriva al 6. Potrebbe essere di più, però nell'azione che porta al gol annullato se lo perde lì l'1 contro 1, in un paio di occasioni si perde l'1 contro 1. Arriva al 6 Mario Rui, che non mi è piaciuto come atteggiamento, molto spesso l'ho visto un po' rinunciatario tornare indietro con il passaggio. Questo è il problema che mi dà Mario Rui ogni tanto, che è un giocatore verticale come lui, che può lanciare, può avere un grosso impatto sull'attacco della squadra. Alle volte mi sembra che non c'ha voglia, però intanto entra preponderantemente nell'azione che poi porterà al gol. Do 5 a Cajuste, che non ha trovato la zolla e che quando l'ha trovata non ha sfruttato bene le occasioni, è stato molto molto impreciso. 5,5 a Lobotka, leggermente al di sotto dei suoi standard, lo abbiamo visto con i numeri, e 5,5 anche a Zielinski, che lo ha fatto il lavoro di raccordo meno delle altre volte, meno brillante. Si potrebbe arrivare anche a 6 a Zielinski, però voglio distinguere quello che può fare Zielinski. Ovviamente su un campo del genere non è facile per uno tecnico come lui. Idem 5,5 Politano, e do 6,5 a Raspadori, che ne ha giocate poche di palle, ma le ha giocate bene, e il gol lo fa da grande centroavanti, sa la posizione di prima di sinistro, che non è il suo piede, è un gran gol da centravanti. E do 7 a Kvara, perché nessuno si azzardi a dire ma prova sempre il dribbling. Se non lo provi, queste partite non le sblocchi. Poi ci aggiungo giusto un 5,5 ad Elmas, che entra voglioso, però entra un po' anche forse la voglia di strafare dopo aver saltato troppe partite. Quindi vediamo Elmas al posto di Cajuste, e poi nel secondo tempo finirà qua con Zielinski a destra. Dopodiché non riesco a dare i voti agli altri. Entra Simeone al posto di Raspadori, entra Olivera al posto di Mario Rui. Ricordo poco, alla fine rientrano nella partita sporca che devi fare. Paul Lindstrom al posto di Politano, e Ostigard che finirà qui al posto di Kvara, con un Napoli che finisce bene o male così, con Elmas, Lindstrom, Simeone, Ostigard un po' più qui, quasi a diventare il primo dei centrali, insomma il terzo centrale, con Lobotka un po' più qua, quindi quasi diventa mezzala Lobotka. Ma insomma questa è la situazione nel finale di gara, dove il Napoli doveva tenere un pochino botta contro le pallate della disperazione. All'arbitro do 5,5, perché sono volati le cartellini gialle all'inizio, poi qualcuno se l'è dimenticato, ma tanto è. Lo so, se voi adesso pensate al Milan, la preoccupazione ci sta, perché se fai questa partita con il Milan non è l'Union Berlino e ti frega, ma non faremo questa partita, io ne sono convinto. Adesso giorno di riposo per la squadra, si devono ricaricare le batterie. Con un'altra vittoria che fa ranking, che fa morale, si può lavorare bene e meglio, e probabilmente vedremo anche una situazione un po' diversa a livello tattico. Potrebbe toccare a Simeone, potrebbe essere un altro tipo di partita dove effettivamente puoi tornare a fare i cross. Il piano gara aveva senso, io non posso mettermi contro la fisicità dell'Unione Berlino, quindi me ne esco utilizzando Raspadori e cercando di fraseggiare. Il campo non te lo ha neanche permesso, e quindi
vediamo cosa succede, così credetemi non è tutto male, e la sensazione che noi abbiamo durante la partita è una cosa che non possiamo negare, quindi orripilante, insisto, è stata una vittoria orripilante perché il Napoli ha fatto pochissimo e tutta la partita è stata orribile e orripilante. Però prendiamoci di buono quello che il Napoli ha saputo fare. Avete visto i duelli? Hanno vinto più duelli degli avversari, di conseguenza non è poco per il Napoli che non è abituato a farlo, e non è poco prendersi 3 punti anche quando non sei brillante, che Garcia lo ha detto, un po' come quel discorso, no, se non puoi vincere almeno vedi di non perdere. Non è sbagliato come concetto, è l'entrare nel capire che il Napoli magari può fare un salto di maturità, perché non siamo forti e senza pensieri come eravamo l'anno scorso. Ci siamo messi là davanti e abbiamo dominato tutto. Non si può fare quest'anno, non si può fare perché ci sono avversari diversi, perché il Napoli non ha cominciato bene, e quindi ci sarà da fare un altro tipo di campionato, un campionato di lotta, un campionato dove devi dimostrare, devi riprenderti il rispetto anche delle avversarie, e se dimostri di essere un po' più tosto anche sulle partite sporche, può essere che le avversarie non sanno che metterla sulla fisicità magari non sempre la svanghi contro il Napoli. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Domani finalmente facciamo questo recap della Serie A, anche perché oggi c'è da vedersi in Milan onestamente e capire come si arriva alla prossima giornata di campionato, a Fiorentina che ha fatto quello, la classifica eccetera eccetera. Ce n'è da parlare, divertitevi, lasciate il like, il canale, vi siete iscritti, tutte le cose belline, vai.